Salve a tutti, vediamo ora di risolvere alcuni integrali per sostituzione. Quindi integrale di e alla 2x meno 1 dx. Qui, se vogliamo fare una sostituzione, sembra abbastanza ovvio di sostituire con una nuova variabile t, di sostituire 2x meno 1, però non sempre è ovvio cosa è utile sostituire per riuscire a calcolare l'integrale. Infatti poi vediamo altri casi, ma comunque vabbè, qui è ovvio, t è 2x meno 1, poi mi calcolo dt che è 2 dx, perché poi dovrò sostituire non solo qui l'esponente ma anche dovrò sostituire dx, allora mi ricavo dx che è un mezzo dt. E quindi introducendo una nuova variabile lo scrivo come integrale di e alla t, e poi al posto di dx metto un mezzo di t. Adesso questo un mezzo lo porto fuori integrale, un mezzo integrale e alla t di t, e questo immediato è uguale a e alla t, e poi metto anche più costante. E adesso quando sono arrivato qui mi devo ricordare cos'era t. Era 2x meno 1, allora scrivo un mezzo e alla 2x meno 1 più c. Vabbè, questa era facile. Adesso abbiamo integrale di x per radice di 5 meno x di x. Qui magari non è così immediato capire cosa mettere come nuova variabile. Uno potrebbe pensare di mettere come nuova variabile 5 meno x, però invece la scelta migliore è mettere come nuova variabile t in radice di 5 meno x. Uno deve fare un po' di pratica, fare dei tentativi per vedere come se riesce ad arrivare alla soluzione. Allora, se io appunto scelgo che t è radice di 5 meno x, t al quadrato sarà 5 meno x, perché voglio anche trovarmi quanto è x rispetto a t. Vabbè, qui porto x a sinistra, t al quadrato a destra, allora x uguale 5 meno t al quadrato, e da questo mi calcolo dx è meno 2t dt. Ho fatto la derivata di 5 meno t al quadrato, che è meno 2t. Ok, allora adesso posso passare alla sostituzione. Era importante ricavare x anche per questo, perché qui sotto integrale ho anche x. Allora integrale di, al posto di x metto 5 meno t al quadrato, e al posto di radice di 5 meno x metto t. 5 meno t al quadrato t, e poi devo sostituire anche dx, che metto al suo posto meno 2t di t. Adesso qui devo moltiplicare queste due, devo moltiplicare queste espressioni, fare moltiplicazione, trovo sotto integrale meno 10t al quadrato più 2t alla quarta di t. Beh, questo è integrale un polinomio, è facile da calcolare. Meno 10 t alla terza terzi più 2 t alla quinta quinti più costante. Adesso mi devo ricordare cos'era t. Allora, qua intanto scrivo meno 10 terzi, t alla terza, t era questa radice, allora questa radice alla terza più 2 quinti, qui ho t alla quinta, allora quella è la radice che avevo alla quinta. Diciamo che questo potrebbe già essere un risultato, ma magari scriviamo un po' meglio, perché questa radice alla terza significa alla 2 più 1, e se io elevo questa radice alla seconda, la radice sparisce, ho 5 meno x, quindi 5 meno x per radice di 5 meno x, e qui ce l'ho alla quinta, posso pensare alla 4 più 1, questa radice alla quarta mi dà 5 meno x al quadrato, che va a moltiplicare radice di 5 meno x, e quindi ho calcolato l'integrale. Calcoliamo ancora questo, integrale di 1 su radice di x più 2, qui scelgo come nuova variabile t radice di x, ma qua la scelta sembrava abbastanza ovvia, e allora poi da questo capisco che x è t al quadrato e dx è 2t di t. Quindi qua passo a sostituire, al posto di radice di x metto t, allora integrale di 1 su t più 2, e poi non dimentichiamoci di sostituire il dx che è 2t di t. Allora questo 2 lo porto davanti all'integrale, e qua questo t invece posso pensare di portarlo sopra, allora ho t fratto t più 2. Allora qual è l'idea per calcolare integrali di questo tipo? T fratto t più 2.
questo t lo scrivo come t più 2 meno 2, perché? Perché poi avrò t più 2 fratto t più 2, no? Per quello. Quindi questo 2 me lo lascio davanti, quello che stava già davanti all'integrale, metto una parentesi e adesso mi separo questo nella somma di due integrali, boh, insomma, anche se c'è il meno, comunque insomma, una somma con segno. Allora, qui ho t più 2 fratto t più 2 mi dà 1, quindi integrale di 1. Qui ho meno 2, cosa? Integrale di 1 fratto t più 2 in dt. Sì, qua mi ero dimenticato di scrivere dt, ok? E adesso, vabbè, 2 lo lascio ancora avanti, integrale di 1 è t, meno 2, questo di questa forma, integrale di derivata di f fratto f è logaritmo naturale di valore assoluto di f più sempre costante. Allora, qui la derivata di t più 2 è 1 e ce l'ho al numeratore, quindi questa integrale qua mi fa esattamente il logaritmo naturale di valore assoluto di t più 2, boh, poi sempre più costante, e vabbè, e quindi poi alla fine mi devo ricordare cos'era t, era radice di x, allora vado anche a moltiplicare, questo 2 sta davanti dentro, allora 2 radice di x meno 4 logaritmo naturale di radice di x più 2. Qua non ho messo più il valore assoluto, ho messo una parentesi perché lì dove è definita la radice, la radice quadrata ha valori positivi. Allora, valori positivi ancora più 2, sotto il logaritmo avrò sicuramente qualcosa di positivo. E così abbiamo risolto anche questo. Per favore mettete un mi piace e iscrivetevi, grazie.